Scolastica sentiva il vento della sera accarezzarle il viso, mentre attendeva con il cuore colmo di gioia. Sapeva che presto sarebbe arrivato colui che amava come un dono di Dio, colui con cui condivideva non solo il sangue, ma anche la sete di cielo. Quando finalmente vide la figura del fratello avvicinarsi lungo il sentiero, il suo volto si illuminò. Incontrarsi era come respirare un'aria diversa, più pura, più vicina a quel mondo invisibile che entrambi desideravamo raggiungere. Quando si sedettero sotto il grande albero, le parole sgorgarono come acqua limpida. Non parlavano di cose terrene, ma di quel fuoco che ardeva nei loro cuori, di quella luce che li chiamava oltre ogni confine. Le ore scorrevano veloci, troppo veloci. Quando il sole iniziò a calare, il fratello si alzò, deciso a tornare alla sua dimora. Ma Scolastica sentì dentro un presentimento dolce e doloroso. Forse quella era l'ultima volta che potevano stare insieme su questa terra. «Resta ancora con me», sussurrò con voce tremante. Il fratello scosse il capo con dolce fermezza. «Sai che non posso, devo tornare». Scolastica abbassò il volto e chiuse gli occhi. Non aveva più parole, ma aveva fede. E la fede si fece preghiera, una preghiera silenziosa, profonda, che salì fino al cielo come un canto d'amore. Improvvisamente un tuono squarciò la quiete della sera. Il vento si alzò con forza e la pioggia iniziò a cadere, prima lieve, poi sempre più intensa, fino a diventare un torrente che bagnava ogni cosa. Le gocce cadevano fitte, così fitte che nessuno poteva uscire senza essere travolto dall'acqua. Il fratello la guardò con stupore, poi con tenerezza. «Che hai fatto?» Scolastica sollevò gli occhi e sorrise. «Ti ho chiesto di restare e non mi hai ascoltata. Ho chiesto a Dio ed Egli mi ha risposto». Nel silenzio che seguì vi era solo il battito della pioggia sul tetto. Non vi era rimprovero, solo la dolce certezza di un amore che andava oltre le regole, oltre le leggi della terra. Quella notte fu un dono. Rimasero insieme, immersi nella luce delle loro parole, nel calore della loro preghiera. Era un addio che non sapeva di tristezza, ma di eternità. Dopo pochi giorni, mentre il fratello pregava, alzò gli occhi al cielo e vide qualcosa di meraviglioso. Una colomba bianca volava lieve, salendo sempre più in alto, finché sparì nell'azzurro infinito. Un brivido gli attraversò il cuore. Sapeva che Scolastica aveva lasciato la terra. Non pianse, perché la vedeva già oltre, nella luce, nel canto senza fine. Fece portare il corpo della sorella vicino a sé, perché il loro legame non poteva essere spezzato neppure dalla morte. E chiunque ancora oggi alzi gli occhi al cielo e preghi con cuore semplice, con fede vera, può sentire quell'amore che non conosce distanze, quell'amore che continua a brillare, come una stella che non si spegne mai.